Spero solo che non si spezzi il cavo perché mi cazzo come una iena. Allora, quello che mi è arrivato oggi è del materiale per il prossimo lavoro che andremo a fare per lo studio qua dietro. Quello che mi è arrivato è una matassa da 100 metri di cavo Ethernet categoria 6 FUTP. A cosa mi serve? Ovviamente per portare internet qua sotto. Il modem è 2 piani più in alto e qua sotto ho un range extender per la rete wifi che ovviamente con 2 piani capite bene che non prende. Per risolvere definitivamente il problema andremo oggi a cablare, ok, all'interno dei tubi un cavo Ethernet. Ho preso anche 2 placche per la Wimar plana con annessa porta RJ45. Ok, ci troviamo sul tetto. Per far passare il cavo devo adesso collegarlo a quest'altro cavo che non serve a niente, non è collegato a nessuna parte, lo uso al posto della sonda per far passare il filo. Devo solo collegare i cavi e poi partiamo. Niki, sei in posizione? Io sono pronto. Tutto pronto, operativi qua. Oh yeah! Vai, Inizio a tirare. Parto. Nick, non fare strattoni così. fai, tu tieni il cavo, Teso il più possibile e io... vedi che accompagnandotelo dovrebbe venire. Ok, allora proviamo così. Ok, se vuoi tenere un po' più teso perché comunque... Qua i tubi sono un po'... non è così semplice, ok? Ah, Fidati che tiro. Ma è già arrivato? non ancora. Mamma, mi sto spaccando le mani. Arrivato. Perfetto, allora adesso Bisogna tirarle fuori, fai conto. 15-20 metri. Ok, provo a contare a spalle. Oddio, se dobbiamo fare così per tutto è un bel problema. Mi sa che siamo sui 10 forse. Sì, tanto bisogna fare 2 piani di casa, quindi... altrettanto così, bisogna tirarne secondo me. Quanto cavo è uscito? Per me possiamo esserci ormai. Ottimo. Ora scendo. Ok, allora il cavo, quello lì dove c'è Nicolò, adesso arriva direttamente qua sotto la postazione del laser. Per cui in teoria devo tirare questo. Nick, se tiro questo si muove quello nero? Oh yes. Comincio a tirare, Nick. Nick, vado. Vada. Ok. È iniziato il cavo. Ottimo, sì. Sento che è un po' più resistente adesso. Ascolta Nick, il cavo è quello lì. Si attorciglia ogni tanto, nel senso che twista su se stesso. Prima di infilarlo, vedi se riesci. Con l'altra mano, una lo tieni vicino alla scatola e con l'altro vedi di stenderlo un attimo così quando ne Entra nella scatola, non twista e magari fa più attrito. Va bene. Spero solo che non si spezzi il cavo perché mi incazzo. Però mi incazzo come una iena. No! No, Nick! È spezzato il cavo e dai sulla sonda, cioè si è scusato lo scotch. Non è solo lo scotch. Avevo anche messo cavi di rame messi insieme per fare più resistenza. No, vecchio, sai quanto mancava? Mancava tipo... 30 cm. Vabbè, tiro su. Dai, tira via. Tutto, tira via tutto. E via. Vieni, sei ormai. Già quasi, così facile è stato. Gata, vengo su a legarlo e... Boh. Ok Nick, second try. Adesso lo tiriamo tutto, non dovrebbe sganciarsi. Non buttarlo proprio tutto dentro la scatola. Lascialo che faccia tipo una curva di 30 cm che rimane lì, ok? Va bene, procediamo. Sta andando liscio qua.
Eccolo, siamo arrivati. Ascolta, Cambio un attimo di programma molla lì, prendi la fotocamera, vieni giù. e proviamo a tirare adesso, vediamo. Perché secondo me ci siamo e quello lì che avanza lo ritiriamo sul tetto, così evitiamo di sprecare troppi metri. Oh, sembra si sia sbloccata la situa. Grande! Ora, aspetta, tiralo ancora un po'. Mamma, quando è fuori? Tutto ok. Adesso comincio a tirare. Come la vedi? Siamo alla curva un po' ostica, infatti. È un po' bloccato, adesso muovo un po' i giri, vediamo se così. Sento dei rumori come se mancasse poco. Porco cane. Dai cavo! Che ce l'abbiamo quasi fatta! È inchiodato, tiralo un po' indietro. Ok, proverò una maniera forte. Faccio dei piccoli strattoni a colpi. Ok. Oh, quasi cadevo giù dal tavolo. Si è strappato? Sì, tira fuori. Cazzo. Oh. Porca di quella porca. Ok, minuto di pausa che ragioniamo. Allora, siccome tutti i tubi che abbiamo provato non funzionano, nel senso che sono troppo pieni di altri cavi, per arrivare nello studio l'unico modo è passare tramite la linea che c'è qua fuori e l'unico tubo è stretto e sapete quando ci sono le cose strette, per riuscire a passare proviamo a usare questo. Ovviamente dovrebbe funzionare, Nick. Speriamo. È l'unica chance che abbiamo, più che altro. Cavi grossi, tutti stretti. Ok Nick, quando vuoi, dimmi quando tirare. Utilizzeremo lo ilang ilang. È anche buono. È buono, sì, lo so. Via. Ok, è partito il cavo. Oh. Nick! Sei già lì? È già arrivato! Ma va! Aspetta! Sì, confermo che è fuori! Grande Durex! Super Durex! Grande! Prodotto una garanzia, ragazzi. Ma pensa a te! Sono caduto dalla scala! E allora ci siamo. Ci siamo? Ok, il punto è vedere se arriva di là adesso. E come lunghezza come siamo, giusto per capire se... io direi che di qua entra e di là esce. Potremmo averlo tirato correttamente. È un po' difficile tirare su una roba che si gira. Lo so. Finito? Ecco. Vai, tiralo pure. Piano. Ok? Allora, piano, ok. È passato il cavo. Di qua non c'ho più niente. Sei fuori? No! Qua ho finito io. Allora, mamma, c'ho proprio le mani che sanno di... Buona. Signori, Abbiamo sul cavo. cavo attivato, pronto. Nick, immaginavi che Questa Durex potesse fare la bastasse un differenza. po' di lubrificante. fa sempre magie. Signori, il prodotto c'è. Ok, finito tutto con l'aiuto del grande Nick che mi ha aiutato, senza di lui sarebbe stato impossibile. Bella lì. Salutate il Nick, lo vedrete magari in altre future magnifiche avventure. Un cameo ogni tanto. Un cameo ogni tanto. Ora passiamo a fare le connessioni. Siamo connessi al router qua sotto. Proviamo a fare uno speed test. Porca troia. Internet sembra che non funzioni, quindi abbiamo un problema.
Allora ragazzi, sono passate all'incirca 2 o 3 orette e per trovare il problema nel cavo sono andato fuori di testa. Il progetto di oggi è stato realizzato principalmente, oltre che a Nicolò che mi ha aiutato fisicamente a tirare il filo, ma grazie principalmente a Matteo che fa parte dei Patreon livello team. Lui è un tecnico informatico di Milano e lavora in un data center. Il Patreon livello team serve proprio per tenerci più a contatto, scambiarci opinioni, idee su progetti, e se non ci fosse stato lui, uno a consigliarmi quale cavo, che tecnologia utilizzare, mi ha fatto tutto uno schema super dettagliato per come cablare la rete internet divisa per queste, le esigenze che ho ora e le esigenze che avrò in futuro. Se non ci fosse stato lui ad aiutarmi, progettandomi tutto questo schema, aiutandomi a capire a che test fare per capire qual era il problema su sto cavo, la paura maggiore che avevo era quella di aver strappato il filo o uno dei filetti in questo passaggio di 20, 30, 50 metri, quanti sono non lo so. Per fortuna Matteo mi ha spiegato che test fare utilizzando il tester per vedere se i cavi funzionavano, e alla fine era solamente un problema di connessione con la spina finale, per fortuna. Quindi ringrazio veramente tanto Matteo per avermi aiutato in questo progetto, e il Patreon livello team serve proprio a questo, a supportare attivamente questo progetto, se ci credete anche voi un pochettino, e a sapere cosa si sta lavorando dietro le quinte, dare il vostro contributo nelle vostre competenze specifiche, in modo che si possa creare qualcosa di grandioso tutti assieme. Ok, presa installata dopo non pochi problemi di connessione coi fili. Come potete vedere, finalmente il tester conta tutte le connessioni in modo corretto. Quello che ci manca da fare ora è semplicemente uno speed test e vediamo a quanto va, sperando che non ci siano troppo rallentamenti dalla linea principale. La linea principale fa circa 50 in download e 18 in upload. Figata! Quindi 53 e 23 e 18 e 68 in upload. Sono troppo contento. Ora devo solo riconfigurare tutti i dispositivi smart del laboratorio. Si avvicina sempre di più il momento di entrare effettivamente qua. Uno dei prossimi lavori sarà sistemare il muro che si sta sgretolando lì sotto. Quindi dal modem, dal super speed test è tutto. Io ringrazio ovviamente i Patreon per supportare questo mio progetto. Se vi interessa vi lascio il link qua sotto in descrizione e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.